Buongiorno, vorrei dell'agnello. Mi dispiace, tutto finito, non ho più neanche un pezzo di agnello. Ma scusi, questo che cos'è Ho allora? prenotato. Mi dispiace. 35 agnelli riordini dell'ultima ora fumati in questa macelleria di Oderzo. I trevigiani apprezzano la carne della tradizione e hanno deciso di non rinunciarvi per il pranzo di Pasqua. Selezionati all'origine gli animali solo nati, cresciuti e allevati in Italia, rispetto a un anno fa, qui le vendite sono triplicate. Ne abbiamo venduti una marea, però abbiamo solo scelto la qualità. Prodotto italiano che fosse allevato in Italia, quindi macellato nella nostra zona, e chi l'ha provato è rimasto soddisfatto e poi sono tutti ritornati. Se sulle vendite è guerra di cifre, il dato certo è che un italiano su due mangerà agnello durante queste festività. Caduti nel vuoto quasi gli appelli lanciati da celebri testimonial come Silvio Berlusconi, che di agnelli ne ha salvati 5, o i trevigianissimi Red Canzian, che ha dato il volto a una campagna VEG con la figlia Chiara. Consumi buoni in tutta la regione. Tra la foto che appare nei social in questi giorni di Berlusconi con l'agnellino in mano e invece quello che si trova nei banchi frigorifero delle macellerie, c'è una notevole differenza. La gente non perde la tradizione, l'abitudine, e siamo onnivori e quindi l'agnello viene mangiato. Non solo agnello, sulle nostre tavole spazio anche ad altri tipi di carne, con il trionfo di Messer Maiale nel lunedì dell'Angelo. Il maiale è andato via molto bene anche perché c'è Pasquetta poi che serve per i grigliati, quindi le nostre salsicce, la nostra produzione, la costa e le bracciole, però sempre maiale veneto.